Obiettivo 13, arte e cambiamenti climatici a Villa Manin dal 1 febbraio al 27 aprile, una mostra che racconta gli effetti dei cambiamenti climatici sul nostro mondo che potete osservare anche qui a Villa Manin. Sì, infatti la mostra è qui tutt'altro che per caso. Noi abbiamo un grande parco, un parco che in questi ultimi anni ha sentito moltissimo degli effetti del cambiamento climatico, moltissimi alberi che appunto prosperavano qui sono morti, hanno dovuto essere abbattuti, i laghetti durante l'estate e le peschiere della villa si sono più volte prosciugate perché la falda è calata, quindi questa sensibilizzazione attraverso le opere non è un'operazione astratta, ma evidentemente un invito a osservare la natura con attenzione, perché anche semplicemente, non solo visitando la mostra, ma anche frequentando il parco di Villa Manin, si nota quanto il cambiamento climatico stia cambiando il nostro paesaggio. L'obiettivo 13 è l'obiettivo che nell'Agenda ONU 2030 mette in campo le azioni che dovremmo tutti fare entro il 2030 per contrastare il cambiamento climatico. La mostra si apre con questa opera di Laura Pozar molto particolare che si chiama Blessed Birds e parte da un fatto realmente accaduto nella nostra regione. Qualche anno fa a Palmanova hanno iniziato a un certo punto a cadere morti diversi uccelli. Non si capiva bene il motivo, per cui il sindaco aveva emesso un'ordinanza. Qua troviamo le copie dell'ordinanza che sono state prese proprio dalle pareti della città, che vietava a tutti di toccare gli uccelli, appunto perché non era chiara questa causa della morte. L'artista ha deciso di realizzare questi uccelli con la cera delle candele votive per risvegliare un patto sulla nostra sensibilità davanti a queste morti improvvise e massive. Siamo partiti da un concept che voleva raccontare cosa è il cambiamento climatico e quali potevano essere le soluzioni. Allora abbiamo iniziato a raccogliere progetti su scala locale, Regione Friuli Venezia Giulia, su scala nazionale e anche su scala globale. The Invisible Mountain è un telo che viene steso sulle piste da sci, sulle montagne, e si dice che serve per conservare il ghiaccio, conservare la neve. In realtà è un telo che effettivamente fa questa azione, ma poi rilascia grandi quantità di microplastiche e quindi dobbiamo ricordarci tutti di stare attenti a ciò che ci fanno vedere. Invito tutti a venire a visitare la mostra, che sarà aperta fino al 27 aprile qui a Villa Manin.